Diego, Diego, non ti voglio disturbare. Sono entrato in punta di piedi per non farmi sentire, ma probabilmente tu senti i battiti del mio cuore. Io è tanti anni che ti voglio raccontare una cosa che ho scritto tanto tempo fa. Se tu ti siedi te la dico. Come no? Grazie. Diego, io voglio dirti Napoli com'era il 23 novembre del 1980 a Napoli. La terra tremò. E che paura. Il terremoto. Mi ricordo che il terremoto fece crollare il tetto di casa mia. Così la notte, per passare il tempo, dal soffitto rotto, io riuscivo a guardare il cielo e mi mettevo a contare le stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però perdevo sempre il conto. Le stelle sono assai. E stelle sono troppo assai. Questo me lo diceva mia madre. Se non vuoi perdere il conto, non devi contare con i numeri, devi dare un nome a ogni stella, a così non ti scorda. Io ci provavo, ma puntualmente mi addormentavo e quindi il conto delle stelle non lo portavo mai a termine. Il terremoto aveva aperto crepe sui muri delle case e nei cuori disperati della gente. Poi, qualche anno dopo, il 5 luglio del 1984, la terra tremò ancora. Wow! Ma in quel caso l'unica crepa fu un sorriso, come un lampo di gioia che si fermò sulla faccia di tutta la città. Un grido per troppo tempo soffocato nella gola del Vesuvio si libera, assordante, per dar corpo ad un botto di felicità. Giovedì 5 luglio 1984 arriva Diego e riempie le banche e le bancarelle. Sfama migliaia di bocche con l'industria della vita che si è attivata nel suo nome. Una città tradita dalla storia che finalmente, attraverso il calcio, poteva prendersi la sua rivincita. Napoli, com'era in quegli anni in cui anche il grande Edoardo ci aveva lasciato? Era piena di problemi, sicuramente. Aveva passato notato. Ma con Diego la nottata sembrava essere passata. La gioia fu così sconfinata che parve essersi ipotecata il futuro. È passato un po' di tempo da allora, Diego. Però stiamo ancora tutte quante qua. È passato del tempo. E io ancora guardo il cielo e conto le stelle. Pure se mamma non ci sta più. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ancora le ricordo le parole di mia madre. Devi dare un nome ad ogni stella, a così non ti scordi. Io ho tirato le somme. Le stelle non sono troppe, Diego. Le stelle sono 2. Una si chiama Carmela, come mamma, e un'altra si chiama Diego Armando Maradona. Grazie. Non piangi. Io sono un napoletano fortunato, Diego. Io ho conosciuto te, napoletano, che conosce Maradona, e ho conosciuto Edoardo De Filippo. Ma posso pure morire, io non ho bisogno più di niente. Senti, a proposito di Edoardo e la sua genesi scarpetta,
maglietta, guarda che t'ho portata. Questa è tua. Te la voglio far rivedere. Questa te la ricordi? Come no? Quando l'hai messa questa qui? Questa qui purtroppo abbiamo perso con il Brasile, però le ho dato un calcio a Battista. Bravo. Che non era per Battista, era per Falcao, perché Falcao diceva tocca bola, ma tocca bola già, tocca bola. No, è vero, perché quando uno vince 3-1, 4-1 e ti dicono tocca bola, la pelota. Giochi, finiamo questo e andiamo a casa. Però questo scarpe mi ricorda che dopo ho continuato la mia carriera e con la stessa scarpe ho fatto tanti gol qui nel mio Napoli. Non ti lascio da solo. Ci sono due grandi amici, due grandi numeri 10 che ti vogliono dire qualcosa. Vediamo. Ciao Diego, sono qui con Giancarlo.